Buongiorno a tutti, sono Donato Di Stefano e sono qui come rappresentante della compagnia Afiesca, ormai da 3 anni italianizzata in Afiesca, perché abbiamo così deciso. Afiesca è una compagnia francese, nasce come fusione di Afi Europe ed Escapre Voyance, 2 compagnie nate, una nel 23 e una nel 24, la fusione avviene nel 2008, anno nel quale in Francia inizia la specializzazione nel settore delle credit protection, nelle CPI. La compagnia ha sede a Strasburgo, a pochi metri dal criticatissimo Parlamento europeo di Strasburgo. Io avevo preparato una presentazione che concerneva gli aspetti normativi del mercato delle credit protection. In realtà poi, parlando con alcuni di voi, ho pensato di fare una reclame diversa della nostra compagnia, concentrandomi sul spiegare perché oggi siamo qui. Il mercato delle credit protection in Italia ha una penetrazione elevatissima per quello che è il settore di cessione del quinto dello stipendio e cessione del quinto della pensione, dove la polizza è obbligatoria. Ha una penetrazione del 90% sui crediti, dei prestiti concessi per l'acquisto di autovetture, il 90%, in alcuni anni è toccato il 92%. Okay. Non ha una penetrazione degna di essere chiamata nemmeno tale nel settore dei finanziamenti del leasing. Allora, voi sapete sicuramente meglio di me quelle che sono le problematiche dall'ingresso dei costi accessori sui tassi, dalla difficoltà di collocare al cliente costi aggiuntivi sul leasing, quelle che sono appunto le difficoltà di collocamento dei prodotti assicurativi legati a questo tipo di operazione. Noi ad oggi, da quando siamo in Italia, abbiamo tentato di approcciare al mercato dei leasing con un approccio del tutto nuovo. Questo perché? Come abbiamo capito ieri per chi c'era e oggi, siete e siamo alla ricerca di redditività, di capire come modificare i prodotti, di capire come creare margine. Sicuramente lo strumento assicurativo può aiutare a fare 2 cose. La prima cosa, aiutare il cliente nel momento del bisogno. Non dimentichiamoci che in alcuni paesi europei la credit protection è obbligatoria su ogni tipo di finanziamento. Cioè viene attribuito un valore sociale a quella che è la polizza, al contrario di quello che succede in Italia, che viene vista come dal cliente come una spesa obbligatoria se faccio il finanziamento perché sono costretto, eccetera. Non dobbiamo mai dimenticare il valore sociale dell'assicurazione. Che tipo di assicurazioni facciamo? Noi facciamo assicurazioni vita sulla persona, quindi mettiamo in copertura eventuali incidenti che possono succedere all'imprenditore o ai responsabili delle aziende che contraggono il finanziamento. La seconda cosa che fanno le polizze assicurative è mutualizzare quella che è l'eventuale perdita che potreste avere dal fatto che il cliente non paghi. In alcuni casi il cliente non paga perché non può pagare, okay? Per cui ha difficoltà economiche che escono da quello che è l'assicurazione, dalla ragione dell'assicurazione. In altri casi il cliente non paga perché non può, per dovute cause, quindi magari viene a mancare l'imprenditore, magari gli succede qualcosa di grave in famiglia e quindi interveniamo noi. Ma in ogni caso, se tutti pagano l'assicurazione, io come imprenditore riesco a mutualizzare quella che è la perdita, come? Con le commissioni. Adesso è una cosa che non volevo dire, ma che naturalmente sappiamo tutti. In ogni caso, ad oggi la compagnia riesce a studiare dei prodotti personalizzati a seconda del partner che abbiamo, analizzando quelli che sono i mancati pagamenti, analizzando per le società un po' più evolute le motivazioni dei mancati pagamenti e studiando dei prodotti ad hoc che possano essere funzionali all'ottimizzare anche quello che è il recupero di crediti, perché laddove so che c'è stata un'erogazione di un sinistro, quindi ho dato dei capitali all'azienda, so come recupero crediti che posso andare a intercettare dei soldi che effettivamente ci sono. Noi siamo a disposizione per vari contatti. Non ho spiegato prodotti perché realmente andiamo poi come noi siamo stati definiti in Francia l'atelier delle assicurazioni, nel senso non facciamo il vestito
da H&M, ma cerchiamo di vestire i nostri partner in maniera su misura. Pertanto, chi volesse siamo a disposizione. Ad oggi i prodotti sono assolutamente compliant con quella che era la presentazione che volevo fare. L'IVAS e Banca d'Italia ha messo un faro sulle polizze di credit protection. A Fiesca è stata presa anche in alcuni interventi direttamente dal servizio consumatore di IVAS come esempio positivo sul mercato. Per me è tutto e vi ringrazio dell'attenzione e spero di aver colto il significato del convegno. Grazie.